Quando le idee sono buone non hanno colore politico, insomma, e quindi penso che questo sia l'ABC per fare una buona amministrazione. Giustifica così il sindaco Mirella Balliana l'inaspettato appoggio dai banchi dell'opposizione al suo governo della città di Vittorio Veneto, dove, caso quantomeno singolare, da quando il centro-sinistra ha vinto le elezioni, Fratelli d'Italia vota con la maggioranza. 6 mesi avendo anche i Fratelli d'Italia che vota per voi. È una bella soddisfazione o no? Ma sì, penso che sia anche un fattore positivo, nel senso che effettivamente forse le proposte che facciamo in Consiglio Comunale sono proposte anche di buon senso e quindi trovano l'avallo anche di Thomas Toffoli di Fratelli d'Italia e quindi salutiamo positivamente questo suo contributo. Probabilmente di diverso avviso gli ex alleati della Lega di Forza Italia, meno forse il gruppo di Darè, per una lista di interventi che parte dalla palestra scoperchiata il 20 dicembre. Abbiamo le risorse per intervenire e quindi nel giro dei prossimi giorni partiranno i lavori. Cesare Malanotti? Cesare Malanotti ci preoccupa particolarmente, se fossero accertati i reati sarebbero veramente gravi e su questo siamo attenzionati a seguire da vicino tutto quello che è l'operato della dirigenza e anche della presidenza. Sindaco che pensa di assediare letteralmente il direttore generale dell'ULSS 2 sul futuro dell'ospedale di Costa. Con il dottor Benazzi ci sentiremo molto frequentemente per il 2025, metà 2025 l'apertura del reparto di ospedale di comunità, mentre a fine 2025, inizio 2026 l'apertura delle sale di terapia intensiva. Poi ci sono gli interventi su aree delicate come l'ex Carnielli, il Parco Papadopoli e l'ex Caserma Gotti. La Caserma Gotti sta vivendo quello che era il progetto del PNR, iniziato dalla precedente amministrazione, noi non lo abbiamo modificato perché non si possono modificare, lo stiamo portando a termine e anche su quello stiamo facendo un ragionamento per implementare i servizi magari sportivi che potranno entrare alla Caserma Gotti. Infine ottimismo sul futuro della strada del Fadalto. ANAS sta facendo un grosso investimento di 49 milioni di euro, ha già organizzato la conferenza dei servizi e a breve, nel giro di un anno e mezzo, penso partiranno i lavori per il primo stralcio per effettuare le barriere di Paramassi e quindi mettere in sicurezza tutta l'Alemannia. E sulle voci di un possibile accorpamento della diocesi di Vittorio Veneto a Treviso, il sindaco sottolinea. Nel rispetto della piena autonomia della Chiesa siamo assolutamente favorevoli affinché la diocesi di Vittorio Veneto rimanga la diocesi di Vittorio Veneto anche per la sua storia, per la sua grandezza e quindi se possiamo dare una mano affinché ciò avvenga la daremo.